La partita contro il Covid-19 è ancora tutta da giocare. Per contenere e sconfiggere l'epidemia servono strumenti diagnostici adeguati, un vaccino e terapie efficaci. E serve che siano per tutti. Fermiamo insieme la pandemia, unisciti anche tu alle nostre richieste. Questo è il testo di una petizione popolare fatta dall'organizzazione Onlus Italiana con raggio di azione mondiale Medici Senza Frontiere di Gino Strada, in merito proprio alla liberalizzazione del vaccino o alla sua riduzione del prezzo. Mentre è incoraggiante vedere come nelle iniziative di governi e attori internazionali sia sempre più ricorrente il riferimento al vaccino contro il Covid-19 come un bene pubblico, è essenziale che i meccanismi che regolano la cooperazione tra Stati e le modalità di distribuzione e di accesso al vaccino siano chiaramente definiti in modo da garantire equità e inclusione di tutti i Paesi. Esiste infatti una reale preoccupazione per Medici Senza Frontiere che si instaurano meccanismi a più livelli in cui gli Stati economicamente più forti si possono assicurare un vantaggio o una maggiore libertà di utilizzo del prodotto rispetto agli Stati più deboli. In tempo di pandemia sarebbe auspicabile per Medici Senza Frontiere assicurare con la necessaria coordinazione delle organizzazioni mondiali della sanità una condivisione trasparente dei saperi, degli accordi sulle proprietà intellettuali esistenti e dei contributi pubblici ricevuti dall'industria farmaceutica, a cui non deve essere lasciata libera iniziativa nella definizione del prezzo e della distribuzione dei vaccini. Dall'altra parte, le istituzioni internazionali devono arrivare a una chiara definizione delle procedure e delle regole in modo che i futuri prodotti medici sul Covid-19 siano disponibili e accessibili a livello globale. Per consentire un accesso al vaccino e a terapie efficaci contro il Covid-19, tutti i provvedimenti politici e legali esistenti, inclusi quelli che regolano i diritti di proprietà intellettuale nel commercio internazionale, i cosiddetti TRIPS, dovrebbero essere incoraggiati. Medici Senza Frontiere continua come per permettere la produzione locale di prodotti farmaceutici in tutto il mondo deve essere promosso l'uso governativo di licenze obbligatorie. È indispensabile quindi includere nei diversi tavoli negoziali anche i paesi a medio e a basso reddito per favorire una ricerca che tenga conto ugualmente delle istanze e dei sistemi più fragili. Da 50 anni i nostri medici vedono con i propri occhi quanto monopoli e prezzi elevati abbiano un impatto drammatico sulla salute delle persone. Ad esempio, le terapie antiretrovirali che hanno sensibilmente ridotto il numero di decessi HIV e AIDS nei paesi ricchi, sono sbarcati in Africa soltanto 10 anni dopo, con la produzione e l'esportazione delle prime versioni generiche indiane. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo. Il settore farmaceutico difficilmente andrebbe in crisi, ne subirebbe perdite anche in caso di una severa regolamentazione dei prezzi. Quindi l'accessibilità universale al vaccino contro il Covid-19 non è solo una questione di equità, ma è anche la precondizione necessaria per far sì che si inneschi il fenomeno noto come immunità di gregge, utile a scongiurare ondate epidemiche successive. Quindi non chiediamo la luna, conguida Medici Senza Frontiere, spazio alle cure. Quindi firma il nostro appello per chiedere l'accesso alle cure per tutti.